Sì, beh, è abbastanza evidente. Io vorrei darvi un consiglio. Sì. Duilio, Ines. Mi dica, dottore. Per ritrovare quella vostra passione, anche a livello sessuale, potete fare qualcosa di più. Ad esempio, io leggevo proprio su una rivista che le coppie che hanno un'attività sessuale più frequente sono quelle che hanno la camera dipinta con toni caramello. Arrivano a farlo fino a 4 volte a settimana, sapete? 4 volte a settimana? Pensa. Sempre con la stessa persona? Beh, certo. Duilio. Chiedo perché magari... Arrivano a farlo fino a 4 volte a settimana. Ma scusi un secondo, che hai un contatto, una mail, non so, un sito? Magari sentiamo quando Se informiamo. Ma della rivista intendo. No, del pittore, hai detto del pittore. Ti detto che io, se viene questo signor Tony Caramello a dipingerti a stanza e ora tu fai amore di più. No, c'è un equivoco. Non l'hai detto che se hai la camera dipinta con Tony Caramello. Ma è un equivoco, dicevo, non è che Tony Caramello è un pittore, non è un pittore. È in bianchino, mi scusi. Non è neanche un imbianchino, Pensionato in nero. Non è un pensionato in nero, signor Duilio. È un modo di dire, come dire, se dipingete la vostra camera con delle tonalità del color caramello, delle nuance caramello. Nuance. Arrivate a farlo fino a... Sarà straniero. Arrivate a farlo fino a 4 volte a settimana. Ad esempio, poi ci sono altri colori, tipo il rosso una volta a settimana, il blu invece è un colore da evitare totalmente perché concilia il sonno, quindi 0 volte, quindi 4 volte caramello, una volta rosso e 0 volte Adesso ho capito però. Spiegato il mistero. Sì. Di che colore avete la camera? Siccome mi piace il calcio e la squadra del Bologna, ho fatta mezza blu e mezza rossa. Ecco. E quindi? Che a volte a settimana che tocca questo già passorno, dottore. Sì. E ora, tacito essere anche te un poco fan di sto guru. Guarda, fanguru ti e anche io. Come no? Ascolta adesso perle di saggezza. Perle. La tua vita ti annoia? Sei stanco del solito tram tram? Fai come me. Vai in bici o in corriera. O in macchina. O vai mona. Marco! Ascolta. Aspetta. Se sei stanco il lunedì e il martedì e il mercoledì e il giovedì e il venerdì e il sabato e la domenica, allora sei stanco l'uni e gli altri. L'uni e gli altri. Non mi vuoi stare qua a ascoltare sta roba qua e darghe 150 euro. 150 euro per sta roba qua? Sta tranquillo. Ascolta la pillola del giorno, sta tranquillo. E ora il consiglio del giorno. Secondo il proverbio cinese, Che forte. Cosa avevo detto? Non so il cinese. Guru, ti sa il cinese? Non ho idea, so indiano, no cinese. Non so mica il cinese. E mi dico da 150 euro. Adesso mi volta. Va a darghe. Cavate. Scampa Guru. Cavate.